Il venditore che apre le sue braccia invitando le persone ad acquistare i suoi prodotti ed il mercato è aperto. Open Market, appunto, è il nome del progetto che vede capofila il GAL Bassa Padovana, promotore dell'iniziativa. Un progetto nato dalla volontà di valorizzare e calendarizzare i mercati rionali e contadini dei territori del GAL Partner nell'ottica di offrire a turisti ed abitanti un nuovo modo di scoprire e riscoprire i prodotti alimentari ed artigianali che la terra e questi territori rurali possono offrire. Credo che nella storia antica ma anche nella storia recente del nostro paese il mercato è stato luogo di incontro, luogo di confronto di idee, luogo in cui ci si ritrovava e soprattutto dove si acquistavano prodotti provenienti da un territorio limitrofo. Noi crediamo che rivalorizzare questi territori, questo modo di fare commercio e attività sia importante, anche perché su questo troviamo non solo l'agricoltura, ma troviamo l'agricoltore, il commerciante e anche l'artigiano. Siamo a presentare uno di quei progetti che mette insieme i GAL, un gruppo di GAL anche con un GAL che è straniero, quale parliamo praticamente dei mercati, la valorizzazione dei mercati del territorio, la valorizzazione dei mercati agricoli e non, e dei mercati contadini e non, quindi un progetto che tende nuovamente a valorizzare quelli che sono i nostri territori locali e quindi la produzione interna. In un mondo in cui viviamo con la globalizzazione totale e l'omologazione di prodotti, cercare di valorizzare i prodotti del territorio e cercare di valorizzare ancora una volta quelle che sono alcune cose legate specialmente al territorio, quindi alle peculiarità, credo che sia fondamentale, uno per rivitalizzare questi territori, due anche per l'economia locale, quindi per quelli che sono quelle persone che vivono di mercato locale e non di mercato globale. Il GAL Patavino, il GAL Antico Dogado, il GAL della Pianura Veronese e il GAL Carso Las Cras, oltre a essere partner di progetto, saranno fruitori dell'iniziativa Open Market. È un progetto che coinvolge più GAL del Veneto e anche un GAL del Friuli Venezia Giulia, con i quali intendiamo valorizzare i mercati, non solo i mercati contadini, ma i mercati rionali del nostro territorio e soprattutto valorizzare i prodotti agricoli e non agricoli. Quindi oggi presenteremo un logo che ha vinto un concorso di idee a cui hanno partecipato 71 progetti e che sarà il logo che contraddistinguerà le attività, i banchi che saranno presenti nel mercato del nostro territorio con i prodotti territoriali. Credo che le risorse per la prossima programmazione siano fondamentali ancora una volta, perché quello che abbiamo fatto con quelli che sono i diversi percorsi turistici, con quello che facciamo ora con la valorizzazione, credo che questo sia la necessità di mettere ancora delle risorse e queste risorse devono ricadere indirettamente su quelle che sono le nostre imprese, quindi le nostre imprese locali, non gli nostri enti pubblici, non, perché logicamente abbiamo bisogno di farli conoscere, abbiamo bisogno di tenere sempre alto il livello dell'attenzione rispetto a questi territori che altrimenti, ahimè, per certi aspetti vengono in parte dimenticati. Durante la presentazione è stato consegnato il premio del concorso di idee, un logo, simbolo ed un layout per Open Market a Martino Bisoni. Il concorso, svoltosi nei mesi scorsi, era volto a ricercare il marchio di riconoscimento del progetto e il layout dei supporti per l'individuazione degli spazi di qualità dei mercati rionali e contadini dell'area target dei GAL Partner. Proprio il venditore a braccia aperte ha ricevuto riconoscimento. Rappresenta un tipico venditore di mercato, non potendo andare proprio nel particolare nella rappresentazione di icone precise che possono avvicinare al concetto di mercato in senso ortofrutticolo, alimentare, piuttosto che artigianale. Insomma, si parlava di un territorio molto vasto iconograficamente, quindi ho pensato di eliminare tutti questo tipo di icone, questa rappresentazione, sintetizzandola semplicemente nel venditore che in quel momento appunto apre le braccia e dice a tutti: questo è il mio mercato di qualità. L'evento di presentazione del progetto si è tenuto a Sant'Elena, all'interno della Villa Miari de Cumani, alla quale era collegata la Barchessa, la cui AIA verrà riqualificata dal comune di Sant'Elena per ospitare nel prossimo futuro la sede del mercato rionale contadino accanto ai già esistenti servizi della struttura comunale.
Oggi siamo qui per valorizzare, oltre a questo magnifico complesso della Villa Miari dei Cumani, ma soprattutto il progetto che attraverso l'Open Market è stato già finanziato dal GAL della Bassa Padovana, che riguarda l'AIA della Barchessa comunale. L'AIA della Barchessa, la Barchessa era un complesso adiacente alla villa che è stato già acquistato dal comune ancora negli anni 90, è stato valorizzato e ristrutturato dal comune e oggi partirà il progetto dell'AIA per valorizzare anche questo, che è un elemento in più per portare i mercati cioè dei comuni e dei cittadini e dei contadini presso la Bassa Padovana. Il progetto ha un'importanza direi fondamentale perché questo ci permette di portare un turismo nel nostro territorio e valorizzarlo, perché negli anni non è stato già valorizzato sufficientemente, nonostante ci siano dei bellissimi gioielli nella Bassa Padovana che magari sono poco conosciuti come questo. La location è importante perché siamo nella profonda pianura veneta, siamo in uno dei comuni in cui abbiamo finanziato un progetto di valorizzazione della corte della Barchessa e soprattutto siamo in una villa stupenda che ci ricorda la nostra storia e la nostra tradizione.